silenzio è durato molto, nel senso che il papà ci parlava, alle mie sorelle, ho 3 sorelle, a noi parlava delle sue vicende della guerra. Prevalentemente, diciamo, preferiva parlare e raccontare episodi della vita partigiana piuttosto che del campo di concentramento. Gino, detto Gino Massignan, era un partigiano. Interrompe gli studi di medicina per combattere con la Resistenza. Nel 1944 viene arrestato e internato nel campo di sterminio di Mauthausen. Ritroverà la libertà e la vita il 19 giugno del 1945, quando inizia il suo viaggio di ritorno nella sua casa a Montecchiomaggiore. Gino aveva 26 anni, pesava 40 kg. La sua vita riparte da qui, da una famiglia, avrà 4 figli, un lavoro amato, diventerà direttore dell'ospedale psichiatrico di Udine e poi di Padova, e dalla voglia ritrovata dopo tanto tempo di tornare a raccontare. Il concetto dell'indifferenza, a cui contrapporre invece la solidarietà e l'impegno civico, erano veramente i pilastri su cui lui fondava la sua discussione con i ragazzi. La verità cruda, lucida, diretta, il racconto di quelle giornate di fatica e disperazione. Prima cosa era togliere la dignità, infatti diventavano numeri, venivano chiamati per numero, arrivavano a vivere per sopravvivere. E quel senso di colpa che non abbandona mai i sopravvissuti di aver salva la propria vita, a volte a scapito di quella degli altri. Spesso diceva: mi rendo conto che non avrei potuto fare qualcosa in più, ma nello stesso tempo ritengo che in qualche occasione forse avrei potuto fare. Lo logorava e queste cose sono venute fuori, questa sua non agitazione, non mi viene il termine, negli ultimi anni, anzi negli ultimi mesi di vita proprio.